essere in collegamento adesso con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, che come tutti i giovedì è con noi in una giornata particolarmente interessante, questa di oggi, perché come abbiamo già letto in rassegna stampa, è una giornata nella quale dal fronte europeo sono arrivate almeno un paio di notizie delle quali vale la pena parlare. Intanto credo che sia già in collegamento con noi Antonio Maria Rinaldi, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Buongiorno Antonio, Giulio grazie. e tutti gli amici in ascolto. Allora, carissimo Antonio, qua abbiamo una questione della quale abbiamo lungamente parlato in questa trasmissione, in questa serie di trasmissioni di diverse puntate, e alla fine quella che molti chiamano la fumata bianca è arrivata. Un'ora e passa di videoconferenza dell'Ecofin, la riunione dei ministri economici e finanziari dei 27 paesi dell'euro, accordo unanime dei 27 ministri sulla riforma del patto di stabilità, con il sì dell'Italia. L'intesa era stata già buttata là, scusami la volgarità dell'espressione, con l'incontro a Parigi tra i ministri di Germania e Francia, Lindner e Le Maire, in collegamento con il ministro italiano Giorgetti. Quello che secondo alcuni osservatori alla fine ne viene fuori è che viene confermata la linea del rigore imposta dalla Germania. Secondo altri invece l'Italia è riuscita a ottenere delle novità importanti. Io lascio a te, che sei assolutamente il più esperto di tutti noi su questa questione, la valutazione e il giudizio di quello che è uscito alla fine dalla videoconferenza Ecofin. Che patto di stabilità abbiamo? Insomma, soddisfacente o no? È un Allora, compromesso innanzitutto iniziamo a accettabile? dire che cos'è il patto di stabilità, se noi ai nostri amici magari diamo una rinfrescata. Allora, iniziamo a chiamarlo con il nome, diciamo, giornalistico, Fiscal Compact. Sono un po' le regole di governance, cioè del governo dell'economia dei paesi che adottano essenzialmente l'euro. Cioè, per poter far parte del club dell'euro tu devi sottostare a certe regole economiche. Adesso l'ho detta proprio in una maniera che più semplice così non si può, ma tanto per inquadrare di che cosa stiamo parlando. Premesso che con la pandemia e con tutto quello che è venuto dopo, scoppio della guerra, quindi materie prime, energetiche, eccetera, praticamente si è sospeso questo patto di stabilità vecchio, questo fiscal compact è stato sospeso. Perché? Perché si doveva dare una risposta immediata. Cioè, qui già fa capire che se si sospende un accordo vuol dire che in parte non funzionava. D'altronde non era mai stato rispettato e il primo a non rispettarlo, badate bene, è stata la Francia, che è stata quella che non ha rispettato la regola del deficit, ha sempre sforato, cioè il famoso 3% ha sempre andato oltre. Quindi, come vedete, non siamo noi quelli che non hanno rispettato, c'è qualcuno che è stato più bravo di noi a non rispettarlo, ma in genere c'è stata molta elasticità, ecco questo. E quindi si è sentita l'esigenza per l'appunto di cambiarlo, di dire riscriviamone uno con delle caratteristiche di sostenibilità, cioè che poi effettivamente tutti quanti possono essere rispettate. Fermo restando che è partito questo iter già nel novembre dell'altro anno, con una comunicazione della Commissione, dopodiché c'è stato ad aprile un testo di proposta da parte della Commissione europea che è stato vagliato dal Parlamento europeo. E sto facendo un po' la storia per inquadrare e capire bene, perché non è finita ancora. Attenzione, perché voglio far capire che ancora non è finita, siamo ancora, diciamo, in una fase procedurale. E il Parlamento è stato investito, in genere viene investito la commissione competente, quindi in questo caso la commissione Econ, Economia e Affari Monetari, dove io sono membro effettivo. È composto da 60 membri, la commissione Econ, distribuita per i vari paesi e per i vari gruppi. Io sono un componente del gruppo Identità e Democrazia italiano nella commissione Econ e se ne è occupato in questa prima fase una ristrettissima numero di deputati nel cosiddetto shadow, cioè ombra. Che vuol dire? Vuol dire che uno per ogni gruppo, quindi 6 relatori ombra si occupano della parte, diciamo, più tecnica a porte chiuse, e io ero uno di questi 6, unico italiano. Quindi io per conto del Parlamento europeo in Commissione Econo ero un relatore ombra unico italiano, eravamo in 6. E vi dico sinceramente, ne abbiamo parlato anche diciamo più volte, non sentite
di tutti i colori, perché c'erano tutte le varie posizioni, i tedeschi, gli olandesi particolarmente, si può dire, feroci, mentre invece i portoghesi, gli spagnoli e naturalmente gli italiani molto più morbidi. Insomma, morale della favola, abbiamo tirato fuori un testo emendato, cioè quello che ci ha mandato la Commissione. È stata votata in Commissione Econ, quindi con tutti quanti i 60, sono passati certi emendamenti, non sono passati certi emendamenti. Io essenzialmente ho votato no a tutto l'impianto nella sua interezza. Dopodiché cosa succede? Perché qui è il punto, si è raggiunto l'accordo per il Consiglio, ma adesso ci sarà il trilogo. Che vuol dire? Vuol dire che c'è il testo della Commissione, quello che è stato presentato ad aprile, c'è il testo che ancora devo leggere perché non è uscito, sto soltanto alle dichiarazioni stampa e quello che avete sentito tutti quanti, ma voglio leggere nero su bianco l'accordo, perché il diavolo si annida nei dettagli, lo sapete benissimo. Quindi c'è il testo del Consiglio e poi c'è il testo del Parlamento. Ebbene, noi a gennaio iniziamo il cosiddetto trilogo, cioè Commissione, Parlamento europeo, dove farò parte anche io, diciamo, di questo numero stretto di relatori, e il Consiglio, per giungere a un testo comune tutte e tre, perché sono diversi i testi, cioè il testo della Commissione, il testo emendato del Parlamento e il testo che adesso leggeremo del Consiglio. Ci sono elementi di differenza e bisogna arrivare a un compromesso nel trilogo. Dopodiché dobbiamo dire, ecco, questo è il nuovo patto di stabilità che deve essere ratificato dai vari parlamenti nazionali, dai vari stati deve essere ratificato. Quindi l'iter è ancora molto lungo. Nel frattempo si va avanti con quello vecchio, diciamo, ovvero per ora è sospeso, dovrebbe andare in vigore il 1 gennaio, ma quindi praticamente credo che per molti mesi ancora non succederà assolutamente nulla. Questo è un po' lo stato dell'arte. Quindi tutto quello che si dice ha raggiunto l'accordo per il Consiglio, però non è detto che quel testo sarà quello effettivo del nuovo patto di stabilità, perché bisogna mediarlo con quello della Commissione e del Parlamento. Penso di Ecco, essere stato detto questo, molto chiaro. chiarissimo e tra l'altro non scontato, perché nelle cronache che abbiamo letto in rassegna stampa non c'è questo aspetto importante che tu sottolinei, e che significa anche che c'è la ripeto, possibilità di cambiare le carte in tavola in parte, no? e ripeto, questo è molto importante, i dettagli stanno, il diavolo sta nei dettagli, perché vi faccio un esempio, quando si dice sì è possibile scorporare dal computo del deficit, cioè non te li calcolo come deficit, alcuni investimenti del PNRR, è facile dirlo così, poi nella pratica quali? Che percentuale? Quanto posso? Il 0,25 del PIL, il 0,30 del PIL, sembrano stupidaggini, ma volano miliardi come noccioline, quindi i dettagli sono importantissimi in questa fase. Attenzione, oppure quali tipi di investimenti possono essere? D'altronde, Sì. scusatemi tanto, Ecco, perché nel per esempio PNR su quali tipi Giorgia Meloni ieri ha detto, ha espresso rammarico per la mancata automatica esclusione delle spese in investimenti strategici dai parametri di deficit e debito da rispettare. ha ragione, ha perfettamente ragione, infatti io mi sono battuto proprio su questo, cioè noi dobbiamo capire esattamente quali tipi di investimenti, in quale entità e in maniera anche automatica, non ogni volta al tiro e molle, noi mettiamo questo, mettiamo quell'altro, ad esempio il costo della guerra in Ucraina, dove costa pesantemente, ce li vuoi far togliere i costi che noi stiamo sopportando e sopporteremo ancora nei prossimi mesi. Speriamo che finisca stasera la guerra, per carità di Dio, ma purtroppo non si vede uno spiraglio a brevissimo. Quelli me li vuoi far togliere, non era una cosa prevista, noi non volevamo, non siamo spendaccioni perché andiamo a spendere soldi per inviare le armi all'Ucraina, lo facciamo perché c'è una decisione di questo genere, va bene. Quindi mi dà la possibilità di toglierlo dal computo del deficit. Non è lo stesso deficit Sì. che io faccio per pagare la sanità. Ecco, questo è quello che voglio dire. E qui invece ancora il diavolo sta nei dettagli. Oppure tu nel PNRR mi fissi un'agenda particolarmente stringente sul green e sul digitale, cioè mi dici guarda che tu questi soldi che prendi a prestito, perché badate bene sono soldi a prestito,
e me li devi distribuire con gli interessi, tu devi fare questo, questo, questo e questo. Allora, se permetti, dammi la possibilità di potermeli sgravare dal computo del deficit in maniera diversa rispetto alla spesa che faccio, non so, per pagare gli stipendi della pubblica amministrazione, per dire, sì, no? Cioè sì. ha una diversa valenza. Lì invece siamo ancora delle percentuali molto basse. Questo Ecco, non va bene, Antonio, e io lotterò fino alla fine. Antonio, io vorrei utilizzare la tua esperienza su questo tema e la tua capacità anche di spiegare le cose più complicate per cercare di capirne di più. Mi metto e lo faccio facilmente perché non sono in posizione diversa nei panni di un qualunque cittadino che vuole leggere, approfondire, capire. Allora, noi abbiamo capito con la premessa che hai fatto tu fondamentale, no? Che il processo non è finito, però quello che è stato deciso ieri prevede ancora come cuore, diciamo, della riforma il concetto di taglio della spesa pubblica netta, no? E su questo anche la Lega, diciamo, con te, con Bagnai, con Borghi, ha fatto molte osservazioni in questi anni che la spesa pubblica non è assolutamente il male in assoluto, no? Però questo concetto cardine rimane. Declinato come? Allora, ti dico quello che ho capito io, poi tu mi integri, mi correggi, eccetera. Quello che è venuto fuori ieri è che tutti i paesi dell'Unione Europea che hanno un rapporto debito-PIL oltre il famoso 60%, quel termine lì rimane come punto di riferimento, dovranno concordare con la Commissione Europea un piano di risanamento. Doveva essere di 4 anni, è stato portato fino a 7 e questa è una cosa che l'Italia ha valutato positivamente, mi pare di aver capito, no? Perché in caso di investimenti e riforme il piano di risanamento può essere portato a 7 anni. Quando il deficit, cioè lo squilibrio su base annua, non il debito totale, quando il deficit, differenza fra entrate e uscite su base annua, supera il tetto del 3% sul PIL, la Commissione mantiene la regola automatica di un rientro medio all'anno dello 0,5% del PIL, che è una bella cifra. Quindi questo principio invece sarebbe sgradito all'Italia, perché nel caso di una procedura fatta scattare dalla Commissione per deficit eccessivo, questo aggiustamento da fare anno dopo anno si misura sul saldo strutturale di bilancio, che era ciò che chiedevano Germania e Olanda, e non sul saldo primario, cioè senza contare gli interessi sul debito pubblico. Questa qui è una roba che sembra un po' di difficile comprensione, ma non è così difficile da capire. Cioè l'aggiustamento dei conti, questo chiedevano Germania e Olanda, e questo è stato recepito, si misura sul saldo strutturale di bilancio e non sul saldo primario. L'Italia voleva calcolarlo sul saldo primario, cioè lasciando fuori gli interessi sul debito pubblico. Se tu mi includi anche gli interessi sul debito pubblico, io Italia dovrò pagare di più in soldoni, giusto? Certo. E poi c'è anche un altro aspetto molto importante. Noi stiamo parlando di percentuali, va bene? Tant'è vero che tutto è rapportato al rapporto debito pubblico-PIL, che non è un valore assoluto, è un valore percentuale. Quindi il solito difetto di questi accordi è che se c'è un ciclo economico positivo, diciamo è più facile, diciamola così, riuscire a rispettare certi dettami. Se il ciclo economico invece è negativo o ristagna, cioè non cresce, è ancora più penalizzante, perché io sono costretto, proprio perché è una percentuale, a sottostare comunque a quei parametri e imporre tasse o tagli alla spesa, va bene, per poter stare dietro all'accordo, il che significa far avvitare, lo sto dicendo proprio in maniera semplice, ancora di più l'economia, perché se in un momento in cui c'è una crisi economica, quindi il PIL non cresce, anzi è negativo, e tu mi chiedi di sottostare alle regole mettendo più tasse o facendo più tagli, io addirittura accelero questa negatività, giusto? Sono stato chiaro, l'ho detto veramente in maniera molto semplice. È come quello che sta in ginocchio perché è cascato, gli dai un'altra mazzata in testa, ecco, così più facile di così non si può, ecco, come per dire, ha questo enorme difetto. E quindi questo nuovo accordo, almeno da quello che tutti i testi diciamo fino adesso sono stati approvati,
non risolve questo enorme problema, invece doveva risolvere questo E problema. c'è un aspetto in più, mi pare di aver capito. I paesi che hanno un rapporto debito-PIL superiore al 90%, e qui ci rientra pienamente l'Italia, hanno un vincolo in più rispetto agli altri, perché i paesi falchi, Germania, Olanda, di cui sopra, hanno preteso che il deficit di questi paesi come l'Italia debba scendere addirittura al di sotto del 3% famoso fissato a Maastricht, no? Il famoso livello del 3% deficit PIL. Quindi il deficit, lo squilibrio annuo dei paesi con un debito superiore al 90% del PIL, come l'Italia, devono arrivare non al 3, ma all'1,5%. Questo significa altri soldi che noi dobbiamo pagare ogni anno, perché dobbiamo fare una riserva fra l'1,5 e il 3% posso per aprire ridurre il disavanzo, come giusto? diceva Totò e Peppino nel famoso Totò, Peppino e la Malafemmina, apri parente, no? Si dice apri parente, no? Apriamo una parente, la famosa lettera, no? Apri parente, no? Facciamo vedere che metti, allora, apriamo una parentesi. Facciamo vedere che non siamo provinciali, però insomma paghiamo. Esatto, facciamo vedere che sappiamo pure noi qualche cosa. Allora, siccome purtroppo ho avuto dei professori particolarmente cattivi con me che mi hanno sempre indotto a imparare, non dico a memoria, ma quasi i trattati, io ho tirato fuori una questione importantissima proprio su questo. Qual è? Tu giustamente prima hai detto, trattato di Maastricht che prevede i famosi parametri, il 3% di deficit e il 60% del rapporto debito pubblico PIL. Però se vai proprio lì a grattare bene bene, non sta scritto nei trattati su cui si fonda l'Unione Europea, cioè Maastricht, ma in un allegato all'articolo 126. Va bene, quindi a Maastricht non c'era scritto 3% e 60%, è avvenuto successivamente in un allegato, l'allegato 12, al primo punto dell'allegato 12 all'articolo 126. Effettivamente è stato scritto che l'idea era 3% e 60%. Allora, qual è la mia cosa? Tutti questi benedetti patti di stabilità, che sono degli accordi intergovernativi, non hanno il rango di trattato, d'accordo? Quindi non possono andare a modificare i trattati su cui si fonda l'Unione Europea, perché gerarchicamente il trattato è superiore rispetto a un accordo intergovernativo. Però quindi qualsiasi cosa c'è scritto in questo trattato di stabilità, nel futuro fiscal compact, chiamiamolo così tutti lo individuano, non potrà mai andare a modificare quel 3% e quel 60%, perché rimane scritto come che si può dire, scusate l'ambulanza che qui oggi a Roma è sempre il caos, ma oggi in particolar modo. Speriamo che non sia nulla di grave. E praticamente cosa succede? Che stavo dicendo che nelle tavole della legge, ecco Mosè quando tornò dal Monte Sinai con i 10 comandamenti, da Maastricht invece siamo usciti fuori con questi 2 comandamenti, cioè il 30% e il 60%. Quelli non si toccano, non si possono toccare, nessun patto lo può modificare, ma solo interpretare. Allora, quel fessacchiotto di Rinaldi, con cui state adesso parlando alla radio, se ne è uscito dicendo, ma scusate tanto, ma visto che è un allegato e non scritto nelle tavole della legge dove a Maastricht sono scesi dal monte di Maastricht, ecco, con queste regole, perché, attenzione, non andiamo a modificare questo allegato che sicuramente è molto più agevole rispetto alla modifica del trattato, perché non si tratta di andare a modificare il trattato, ma un allegato. A qualcuno che ha capito l'antifona gli è piaciuta la cosa, però, come dire, l'ho proposta io che sono l'ultimo fesso, speriamo che in futuro qualcuno sposi con una credibilità e con una statura, diciamo, anche politica superiore alla mia, e io gli darò tutta l'assistenza possibile perché è nel bene nel nostro paese e speriamo che vada avanti questa cosa. Non so se la sottigliezza sono stato bravo a spiegarla, ecco, tutta questa sì, cosa. Capito perfettamente. Quindi, ripeto, penalizza oltre il 60%, prendono atto che chi è sopra il 90% deve essere penalizzato ancora di più. Ecco. Premesso che dal punto di vista scientifico, nella letteratura scientifica e economica, non c'è nessuno studio che dica che il rapporto debito-PIL sopra il 60% c'è il default di un paese, anzi
ci fu anni fa, una decina d'anni fa, 11 anni fa, due grandi professori di Harvard, Rodolph che fecero uno studio dicendo che oltre il 90% di rapporto debito pubblico-PIL, il debito non era più sostenibile. Peccato che uno studente di 22 anni di Harvard smontò perché si accorse che c'erano degli errori di calcolo sul foglio Excel alla base di tutto questo ragionamento, macroscopici, e quindi hanno fatto una figura di quelle proprio, quelle di, come si chiamava, di Emilio Fede hanno fatto. Quindi Ecco. neanche questo studio che esatto, era pure sbagliato e l'hanno ammesso, sì, abbiamo sbagliato. Quindi non c'è da nessuna parte, anche perché, scusate, il Giappone che ha un debito pubblico superiore al 250%, 260%, mi sembra che insomma ancora l'economia regge, Ecco. ancora esiste, non è andato in default. Allora, Antonio, continuo ad approfittare della tua perizia sull'argomento, perché c'è un altro aspetto sul quale vorrei chiederti un pochino più di luce, diciamo così. Vale a dire, mi pare di aver capito che abbiamo fatto salvo quello che abbiamo detto finora, i paesi che finiranno sotto procedura, e sicuramente l'Italia ci finirà, no? Perché abbiamo detto che tutti i parametri portano in quella direzione, dovranno concordare l'uso dei propri fondi pubblici, cioè l'Italia dovrà concordare con la Commissione europea l'utilizzo delle proprie risorse pubbliche, della propria spesa pubblica, nel rispetto dei percorsi di miglioramento dei conti, di aggiustamento del debito. Da 4 a 7 anni i piani ad hoc potranno durare, però io non ho capito una cosa, questo concordare l'uso dei propri fondi pubblici è preventivo? Cioè prima di fare ogni singolo investimento o spesa o finanziaria devo andare alla Commissione europea a farmi mettere il bollino? Quel signore che era in No, perché relatore altrimenti si apre uno ombra, scenario da sostanziale commissariamento, no? Mettiamola così. è bravo, infatti quel signore che ho detto all'inizio della nostra conversazione, che era l'unico italiano relatore ombra dei 6 della Commissione Econ, unico italiano, cui adesso state parlando alla radio, Il cioè professor io. Rinaldi, mettiamola così. No, per carità, sono l'ultimo fesso. Come ho No, sentito questa l'ultimo cosa, fesso, però insomma le cose le hai messe in mi luce. sono, Qua no, alla ma fine poi mi sono accorto, a me fa piacere dire e definirmi ultimo fesso, perché mi sono accorto che gli altri sono i primi fessi, capito? Quindi mi fa piacere essere l'ultimo fesso, perché mi sono accorto ultimamente che è per una alcune classifica al cose che contrario, fanno diciamo. sono loro i primi, quindi mi fa piacere essere l'ultimo. Allora, subito mi sono alzato, anche alterato, scusate, ma noi stiamo ufficializzando, legalizzando, istituzionalizzando la Troica, perché vuol dire che noi ci mettiamo, l'hai detto te, il commissario dentro casa, cioè se ci dicono guarda tu devi fare così così, le devi concordare con me, allora che ci sta a fare un Parlamento nazionale qui in Italia? Che ci sta a fare questi poveri fecci italiani che ancora si svegliano la mattina, la domenica e vanno a votare? Cosa ci vanno a fare? Tanto decide qualcun altro, ecco. Tra l'altro ai più non sarà sfuggito il fatto che io un mesetto fa, proprio parlando di questo, in plenaria a Strasburgo, alla fine del discorso, nel mio intervento ho detto ricordate che la sovranità appartiene al popolo, cioè voi non vi potete sostituire al popolo, io rispetto al popolo, qualsiasi decisione sia, va bene, o uguale al mio convincimento politico o contrario, ma lo devo rispettare perché è il popolo è sovrano. Va bene? Quindi tu non puoi dire no, guarda il Parlamento che scaturisce, il governo che scaturisce da queste, da questa volontà popolare viene scavalcato perché ci siamo noi burocrati in mezze maniche che decidiamo così e decidiamo cos'ha. Non lo puoi fare, non lo puoi fare. Io te lo ricordo, te lo dico. Basta. Il popolo ha anche il diritto di sbagliare, attenzione. Loro no, cioè, che mandato hanno per sbagliare? Se no è una presa in giro, io la penso così, poi per carità, Allora, qualcuno dirà no, è fate le meglio che somme, fanno Antonio, che loro, non lo so. giudizio diamo di questa cosa che è uscita ieri? Come dici? Ecco, fate le somme, dicevo Antonio, che giudizio diamo di questa Allora, proposta uscita ieri? il giudizio ti dico sinceramente che naturalmente essendo 27 paesi, quindi 27 teste, 27 esigenze, 27 realtà, bisognava trovare sicuramente un compromesso che desse la possibilità a tutti quanti di dire di sì. Quindi non è stato facile, vi dico sinceramente, anche il nostro ministro Giancarlo Giorgetti non l'ho certo invidiato perché ho seguito passo passo
eravamo partiti sicuramente da situazioni molto più rigide, quindi quello che è stato deciso dalla parte del Consiglio, ancora non è quello definitivo, attenzione, come ho detto prima, perché è ancora molto lungo, sicuramente è stato un compromesso che ha tenuto conto delle esigenze di tutti, qualcosa è buono, qualcosa meno buono, ma questo è ovvio, ma così è su tutto, ma perché pensate che gli altri file, li chiamo così, che riguardano il Parlamento e tutte le vicende, Allora, Antonio, europee perdonami, non ma sia la regia mi con lo richiama stesso all'ordine, principio? dobbiamo fermarci per un pochino, dobbiamo anche Sono mandare qua, un piccolo stacco musicale per sono esigenze qua. tecniche. Abbiamo ascoltato prima Harmonica Slim, Travis Blaylock, 1934, il 21 di dicembre, oggi, nasceva questo armonicista blues americano di straordinaria importanza, in cui un bellissimo pezzo abbiamo sentito prima, ma nasceva nel 47, sempre oggi, anche Paco de Lucia, maestro della chitarra flamenca spagnolo, nato a Algeciras nel 47 e morto nel 14. Per cui tra pochissimo ritorniamo in diretta con Antonio Maria Rinaldi per capire la natura di questo compromesso sulle regole di finanza pubblica europea sul patto di stabilità e poi mi verrebbe da chiederti, te lo chiedo subito, ma mi rispondi dopo, Antonio, se questo patto sia un patto anche di crescita, come ha detto qualcuno, perché doveva essere anche stabilità, ma crescita fin dall'inizio lo diventa di più o lo diventa di meno con questa nuova proposta? Ci sentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quando ancora non ci eravamo complicati la vita col patto di stabilità, i parametri, il deficit, la commissione, il commissariamento, la sovranità limitata, l'economia bloccata e tutte queste belle cose che sono il frutto di una degenerazione mostruosa, fammi parlare da cittadino Antonio, di quella bella idea che era stata l'Europa del dopoguerra, del secondo dopoguerra. Una bellissima idea che è diventata un mostro orribile, orripilante, lo dico da cittadino, naturalmente qualcuno lo amerà, lo reputerà ottimo, perfetto, ineccepibile, è il bello delle opinioni finché ce le lasciano ancora esprimere,
però per me è stato un degrado pauroso. Io sono di quella generazione che non l'ha vissuta direttamente il dopoguerra, ovviamente, vengo ben dopo, però diciamo l'afflato anche ideale, politico di quella che era l'idea di Europa l'abbiamo vissuto pienamente anche noi boomer, diciamo così. E salvo il fatto che dagli anni 90-2000 in poi questo afflato ideale politico si è completamente cancellato, sono rimaste queste cose astruse apparentemente, ma che celano la difesa di interessi ben precisi, e c'è chi è capace di farli meglio di altri a livello di paesi dell'Unione Europea, quindi interessi ben precisi e molto poco di nobile, di ideale e di politico. Credo che sia veramente un paradosso, perché tu da parlamentare europeo, te lo chiedo come cittadino, come elettore, se te ne renderai forse conto, ti chiedo se è vero questa impressione che io ho da fuori, da cittadino, che più che politici voi siete lì a discutere come dei ragionieri di cose incomprensibili. Ci sono questioni politiche importanti, tu hai cercato di evidenziare sempre il lato politico in queste nostre conversazioni e c'è indubbiamente. Però se ti Allora, metti a dire guarda, devo limare lo zero virgola, alziamo sono discussioni veramente da ragionieri di serie C, fammi dire, che ma celano però in guarda, realtà interessi molto corposi, perché ci sono paesi che i propri interessi riescono a farli e come. E quella è la politica allora, allora, no? allora, guarda, caro Giulio, prima di essere europarlamentare sono un cittadino semplicissimo e quindi subisco anche io, diciamo, queste cose. E ti dico molto, 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 ma molto sinceramente che io prima di andare su 19 ero perfettamente convinto e allineato con il tuo pensiero. Andando su, questo pensiero mi si è ulteriormente rafforzato, cioè ho toccato con mano che effettivamente quello che temevo e di cui ne ero purtroppo certo era effettivamente vero. Quindi da questo punto di vista purtroppo hai perfettamente ragione, non hai ragione, hai perfettamente ragione. Ora c'è anche un altro aspetto che va detto. Io mi rendo conto che questi temi ai cittadini che ci stanno ascoltando in questo momento possono apparire noiosi, tecnici, oddio, cioè. Però guardate che sono non importanti, estremamente importanti perché coinvolgono la nostra vita economica, sociale dei prossimi anni. Cioè, dobbiamo essere coscienti di quello che effettivamente sta avvenendo in Europa, perché ci condiziona e ci condizionerà sempre di più. Quindi perdete un po' di tempo, dico così, ad ascoltare queste cose, perché poi dopo queste cose entreranno prepotentemente nella nostra vita. Ecco, questo è mi permetto di dire questo qua. Mi rendo conto che sono delle materie particolarmente, diciamo così, ostiche, fastidiose, rognose, però vi dico sinceramente che vale la pena di poterle, diciamo così, ascoltare. E io cerco di dirle nella maniera più semplice, quindi se qualche persona che ci sta ascoltando, il 60 di sono dei tecnici, chiedo scusa, ma il mio obiettivo è quello di far capire alla platea più ampia possibile come stanno realmente le cose, quindi cerco di utilizzare un linguaggio e delle espressioni veramente semplicissime, dar modo a tutti quanti di capire un po' esattamente le cose come stanno, come dire io l'ho detta le cose come stanno, perché se poi aumentano le tasse, tagliano i servizi, c'è crisi economica eccetera, ecco, qualcuno l'aveva detto, ecco. E qui riprendo la tua richiesta, dice ma secondo Sì. te queste regole effettivamente porteranno alla crescita? Secondo me c'era quella famosa canzone che era di Lucio Battisti, lo sapremo solo vivendo, lo sapremo solo all'atto pratico. A mio avviso dubito, perché ripeto, rispetto al precedente patto, quello sospeso, quello che dovrebbe andare a sostituire queste nuove norme, io questo cambio di passo non lo vedo. E siccome quel patto di stabilità bene o male è responsabile della non crescita negli ultimi 20 anni, perché si sappia, questi sono dati statistici inoppugnabili, che negli ultimi 20 anni tutta la zona euro, tutti i paesi della zona euro, sono la zona a livello mondiale che è cresciuta di meno, quando invece ci si aspettava ben altro segno, visto il livello di industrializzazione, di capacità produttiva, eccetera. Vuol dire che il pesce puzza dalla testa, cioè andiamo a vedere se queste regole sono sbagliate. E si è persa un'occasione, senz'altro, perché, ripeto, nelle more di questo accordo, che poi sarà cambiato ma nei dettagli, perché l'impianto rimarrà questo, io questa capacità di generare crescita non la vedo.
mi auguro di sbagliarmi, sono felicissimo di sbagliarmi, però nella mia piccolissima, diciamo così, mente non la vedo proprio e non credo di essere il solo, caro Giulio. Ecco, tra l'altro, dal 2020, per il 2025 anche la manovra sarà già inficiata da queste novità se si applicano in questo modo, perché il deficit andrà toccato, andrà sanato, non si potrà fare la manovra in deficit e quindi diciamo anche il taglio del cuneo fiscale o dell'IRPEF per i redditi medio-bassi per il 2025, la finanziaria 2024 lo copre, per il 2025 non più, stando Esatto, così le allora cose, no? E questo è già dai un effetto comunicati, pratico sulle nostre esatto, tasche. è vero, allora dai comunicati stampa, e ripeto, mi riservo di leggere proprio il documento ufficiale, perché scripta manet verba volant, quindi anche i comunicati che fanno, presi all'entusiasmo, eccetera, io lo voglio vedere scritto perché, ripeto, il diavolo si nasconde nei dettagli. Pare che la regola del rientro del debito ci sia una moratoria fino al 27, fino al 2027, però vediamo in quali termini e in quali non termini, perché dichiarazioni ufficiali dicono così, poi vai a leggere, no, tenendo conto di questo, tenendo conto di quell'altro, e stravolgono completamente il tutto. Quindi, ripeto, sono abituato a leggere e a valutare esattamente quello che ci sta scritto, attenzione, e andando pure a verificare se la traduzione è corretta. Ve lo ricordate con la storia del Covid che ci fu una traduzione malandrina che invece diceva un'altra cosa? Ve lo ricordate? È successo 2 o 3 anni fa con la storia del Covid, una traduzione di un regolamento invece che avevano sbagliato a tradurre e quindi per la versione italiana era più restrittiva rispetto a quella degli altri e poi è stato scoperto. Allora, quindi andiamo a Antonio, vedere tutte le varie versioni scritte pure in greco se coincidono, ecco, tanto per dire. allora, Antonio, abbiamo una telefonata, apriamo le linee per questi minuti che ci rimangono, allo 02 92 94 7222 potete telefonare per parlare con Antonio Maria Rinaldi e mandare messaggi anche audio, ne abbiamo uno, lo sentiamo subito dopo la telefonata, al 346, il numero di WhatsApp, 346 6427 756. La telefonata e poi l'audio, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno Rinaldi. Guardi, l'impressione che io, che la gente di queste cose non gliene frega niente, non gliene frega assolutamente niente, il MES, il FES, il BOS, non sanno cosa sia, non sanno cosa sia. A loro interessa solo il pandoro della Ferragni e le uova di Pasqua della Ferragni, punto. Questi sono gli italiani, punto. Basta. Io non so se questi sono gli italiani, Antonio, però sicuramente No, invece gli no, interesserà quando lo si tratta di passare all'incasso, capisco cioè di pagare perfettamente. dalla parte del cittadino. Guarda, lo capisco perfettamente il nostro amico e in parte ha ragione, cioè, purtroppo, come ho detto prima, mi rendo perfettamente conto che queste tematiche siano particolarmente fastidiose, no? Uno sente, oddio, parlano di queste cose, fanno girare il canale perché due scatole a sentire queste cose difficili, eccetera. Però vi dico sinceramente che condizionano e condizioneranno oltremodo la nostra vita proprio semplice, quotidiana, come mai? Perché se vi dico che sottostare a queste regole significa nuove tasse, taglio di molti servizi a iniziare da quello sanitario, pensionistico, poi ti tocca e come? Non è roba Quindi da è poco. meglio, quindi è meglio che tu le sai, perché se io ti dico devo tagliare posso dire 20-22 miliardi l'anno perché devo rientrare nella regoletta del debito, dell'eccesso di debito, devo rientrare in quei parametri. Dove li vado a prendere questi soldi? Li vado a prendere con nuova imposizione fiscale o con il taglio di determinata spesa. E dov'è che vanno a tagliare? È semplice, sanità, pensioni, imposizioni dove possono prendere subito, tipo la casa, queste cose così, e quindi ti toccano e come. Quindi è corretto da parte mia, il mio ruolo è giusto e corretto, essendo stato eletto, di dire ai miei concittadini: oh, attenzione, sta succedendo questo, io ve lo dico prima, la mia linea è questa, io sto votando contro, io vi sto mettendo al corrente di quello che sta succedendo, attenzione, credo che sia una questione di correttezza da parte mia,
Lo so che sono dei temi fastidiosi, spinosi, difficili da capire, ma io ce la metto veramente tutta per far capire a tutti. Non è necessario avere la laurea o il master in economia per capirlo, perché lo sto dicendo veramente in modo estremamente accessibile a tutti. Allora, Antonio, abbiamo 2 audiomessaggi e una chiamata che sentiamo nell'ordine. Prima i 2 audiomessaggi. Buongiorno, sono Giusy di Varese. Saluto il professor Rinaldi e gli faccio molti complimenti per le sue spiegazioni. Vorrei sapere, se è possibile, da lui, ma la Germania non ha parlato dei suoi 860 miliardi accantonati, che non ho ben capito che fine gli hanno fatto fare. Questo è molto importante e anche grave. Grazie, saluti e buon Natale a tutti. Buongiorno Giulio e buongiorno professore, vi auguro intanto il buon Natale, perché poi non ci sentiremo, credo. Volevo dire che nel film di Tola ma la femmina c'era la rappresentazione teatrale della Bella Bionda, che era la caravella delle donne perdute. L'Europa mi sembra la caravella delle occasioni perdute dopo che hanno scritto questo nuovo trattato. Una roba inaudita e dire poco. Si pensava, siamo belli, siamo di destra, siamo cattivi, siamo tosti. Mi sembra che siamo dei toast, no dei tosti. Grazie. Allora, io non ho sentito nulla per un problema tecnico degli 2 audiomessaggi. Li ha sentiti Antonio, quindi risponde lui, che allora, è la cosa principale. Però abbiamo anche un ascoltatore o ascoltatrice in attesa, in linea. Sentiamolo subito. Sì. Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un abbraccio anche a Antonio, che è una grandissima persona. E per quanto riguarda il pacco di Natale, l'abbiamo preso. Poi all'Epifania e tutte le feste e tutta la nostra libertà ci porterà via, prenderemo anche il MES, così siamo a posto. Così in nome del popolo sovrano abbiamo vinto, cioè è una cosa vergognosa e non mi sarei mai aspettato una cosa simile. Avevo un po' di timori fondati, e Giulio lo sa benissimo perché mi conosce ormai il mio modo di pensare, però non mi sarei mai aspettato un calabrare così. L'unica cosa che abbiamo risparmiato è la CO2, perché così non siamo andati con gli aerei eccetera in videoconferenza, l'abbiamo preso un po' il posto in videoconferenza. Poi la Tercas, tanto per 38 miliardi anche lì che non si saranno risarciti dei danni che abbiamo subito, però l'importante è che c'è il PNRR europeo, che è quello che ci salverà. Pensati un po' te. Un saluto e un abbraccio ad Antonio. Allora, capitolo MES. C'è anche un nuovo messaggio, lo sentiamo subito così poi lasciamo la parola ad Antonio Maria Rinaldi su tutto quanto. È tristissimo sapere che ogni norma negativa che viene fatta in Europa va sempre contro l'Italia. Questa è una grande tristezza, veramente, guardi. Comunque grazie professor Rinaldi per le sue spiegazioni che ci fa ogni giovedì. Buone feste a lei e a Cainarca. Anna Maria da Vicenza. Grazie Anna Maria. Antonio, mi dà lo spunto Anna Maria per farti un'altra domanda in aggiunta, poi ti lascio subito la parola perché ci sono anche le precedenti osservazioni, ma contro l'Italia, per non cadere nel vittimismo, uno dovrebbe anche capire perché contro l'Italia, per quale motivo, diciamo, perché evidentemente anche qui c'è un interesse, non è che questi fanno i cattivi contro il paese buono, se mettiamola così. Usciamo dal vittimismo, cerchiamo di capire i reali interessi in ballo. C'è anche una chiamata in attesa, peraltro, per cui la sentiamo pure subito quella, poi veramente altro che non interessa alla gente, diciamo che interessa piuttosto sentitamente l'argomento. Sentiamo chi è in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Dario, sono Buongiorno. dalla provincia di Treviso. Prego. Cerco di essere il più veloce possibile. 2 domande. La prima, i parametri europei, il 3%, il 60%, sono calcolati sul debito PIL, diciamo, no? Ora, la parte che riguarda la parola debito è sempre relativa solo ed esclusivamente al debito
pubblico, perché o è relativa al debito dello Stato in generale, perché il debito dello Stato in generale ha 4 voci: debito pubblico, debito privato, debito delle imprese e debito delle banche. Seconda domanda che volevo chiedere è questa, no? Visto che adesso ci sono in prospettiva le elezioni europee e vista la complessità degli argomenti di cui ci parlava stamattina il dottor Rinaldi, chiedo il fatto di candidare, non lo so, con tutto il rispetto possibile che possa avere per uno come Vannacci, ce lo ritroveremo, non lo so, in qualche commissione a dover discutere di lunghezza delle cozze, oppure possiamo sperare finalmente di avere qualcuno che di queste cose abbia competenza, perché poi quando poi noi andiamo a prenderlo, vabbè, lasciamo perdere, forse è anche per questo. Allora vi imploro, nella costruzione delle liste abbiate pietà di noi. Grazie, vi ascolto. Questo è interessante, Antonio, perché stamattina abbiamo letto sull'Ansa che Vannacci dice: non escludo di candidarmi con la Lega alle europee. Ma questo pone un problema anche strutturale, secondo me, da cittadino e elettore, che uno come lui, che si era proposto, diciamo, come risolutore dei problemi della patria, in Europa cosa ci va a fare? Che lì si discute di tutt'altre questioni. Cioè, il professor Rinaldi, secondo me, è molto più utile in Europa, perché se ne intende, perché ci ha studiato sopra, perché è capace di capire e di spiegare. Ma uno che ha fatto un programma di governo ad uso domestico, perché il suo libro è una roba tutta interna, no? Cosa ci va a fare in Europa? Per tenere un cadreghino ben retribuito con 20.000 euro al mese e basta? Cioè, mi viene da dire così cittadino. Intanto però, scusami, perché abbiamo un'altra telefonata ancora, vedi che però la questione è altro che la Ferragni. L'amico ascoltatore aveva torto, non interessano solo le uova della Ferragni, ma come ci rompono le uova a noi. È interessante capire, per cui la gente interviene. C'è un'altra telefonata. Un'altra telefonata. Pronto? Allora, tu mi devi aiutare a sentiamola, Antonio, poi ti lascio la parola su tutto fino alla fine. Intanto la chiamata pronta dalla regia. Chi è in linea? Pronto, Giulio, ciao, sono Mauro Buongiorno. Di Reggio. Dunque, ho sentito il professor Rinaldi, tutto quello che ha detto e qualche cosa, diciamo, ho capito. Rimane comunque 2 cose. Io voglio solo portare quella che è la realtà di Reggio Emilia, che prima del 92, quindi del Trattato di Maastricht, e così noi avevamo mediamente una disoccupazione che non toccava il 2%, era il lavoro pieno totalmente. Oggi siamo al 5% e non ci sono più aziende a un certo livello. No, anche la Lombardini, che era una grossa azienda, è stata venduta a un gruppo americano, la Brevini BHT riduttori a livello mondiale a un gruppo americano. Noi siamo completamente a zero, c'è una disoccupazione che tocca il 6% in provincia di Reggio e questo per me è già la misura. Secondariamente non ci sono materie prime perché sono 15 anni che vengono captate totalmente dalla Cina. Il rame è al 93% in mano alla Cina e non si trova una barra di ottone, perché io sono amico di Predieri, quello che è il più grande ingrosso a livello europeo di materiali al di fuori dell'acciaio e del ferro. Non c'è una barra d'alluminio in giro. Io vorrei sapere, abbiamo a toccare 100 miliardi di debiti da pagare. C'è qualcuno che si è reso conto che forse stavolta gli italiani si muovono davvero? Allora, grazie anche a Mauro, che mi richiama alla mente il grafico della vergogna del professor Bagnai, no? Da quando le ricette europee sono diventate cogenti, il PIL giù in picchiata. Antonio. Allora, innanzitutto ringrazio tutti quanti gli amici che hanno chiamato, perché hanno dimostrato di avere estrema sensibilità su questi argomenti e gli auguro chiaramente un buon Natale e un felice anno nuovo in particolar modo. Però, caro Giulio, tu mi devi aiutare a ricordare tutte quante, perché ne ho sentite 5-6. Io 2 non ne ho sentite, in parte ho sentito le altre, quindi quelle le ho sentite io. Allora, al distillato, una signora diciamo è stata particolarmente precisa e puntuale nel dire sì, tutti questi accordi eccetera, ma questa storia della Germania che pare che abbia occultato delle poste in bilancio e ha fatto un po' la furbetta, non se ne parla più. Allora, sempre il sottoscritto, sempre l'ultimo fesso della lista, cioè io, ho fatto un'interrogazione piuttosto pesantina nei confronti della Commissione europea
per dire, ma cari signori, ma vi siete accorti di niente che questi non hanno evidenziato posto in bilancio per il quale il loro deficit non era quello che dicevano, ma era ben diverso, mentre invece a paesi come l'Italia gli avete fatto le pulci? Vi ricordate il governo del 2018, dove faceva parte anche la Lega, che dal 2,4% di deficit, attenzione, sotto il 3%, quindi 2,4 fecero un casino a Bruxelles e noi lo dovemmo portare al 2,04, ve lo ricordate? Ve lo ricordate bene? Io me lo ricordo. Ecco, qui si parla che la Germania ha sforato più del doppio quell'anno, ecco, solo perché loro hanno dei sistemi contabili che glielo consentono e soprattutto nessuno che gli dice nulla, perché loro sono loro e noi non siamo nulla. Sono stato gentile, ci siamo capiti. Ora, io sto facendo un'altra interrogazione, perché sto aspettando dei dati più precisi, perché a mio avviso questo giochino che stanno facendo i tedeschi proviene da lontano, anzi niente, la stessa unificazione della Germania è stata finanziata con poste non evidenziate nei bilanci ufficiali, tutto il percorso di convergenza che ha portato all'euro quindi da Maastricht fino al 1999, va bene, con l'adozione dei cambi irrevocabili del 1 gennaio del 99, anche lì hanno fatto questi giochini. Ecco, ci devono spiegare tante cose, perché se avviene quello che è nella mia mente, signori, qui riscriviamo tutto quanto. Voi ci avete massacrato, avete fatto cascare dei governi, avete condizionato oltremodo la politica di paesi con il discorso del rigore e dell'austerity, quando invece voi, scusate se ve lo dico, ma non ho altri termini, avete fatto i porci comodi vostri, e mi dispiace, non funziona così. Ecco, quindi di risposte ne devono fare tante, perché di domande gliene stiamo facendo tantissime e non è che se la cavano con la pacca sulle spalle questa volta. Ecco. Dopodiché Vannacci non lo so, non dipende certo da me le liste elettorali, e ben volentieri ne sto fuori dalle liste elettorali, saranno chi di dovere a fare le liste e valuteranno se la persona, per carità, è capace o meno delle cose, ci mancherebbe, ma io credo di essere veramente l'ultima persona che decide o può dire quello sì e quello no. Io il mio tempo credo di averlo impiegato anche bene, lavorando nell'interesse del mio paese, su tutti i fascicoli che mi hanno dato, e mi attengo a quello. Poi le valutazioni sulle liste non le faccio io, e per fortuna che non le faccio io, e né vorrei stare nei panni di chi deve fare le liste, ma non solo nel mio partito, ma come quello degli altri, perché effettivamente non è facile. Mi rendo conto che molti partiti fanno anche un discorso di voti, quello è conosciuto, allora magari può portare più voti di un altro, magari più specifico in certi settori, ma magari meno conosciuto, questo può avvenire, però ripeto. Perché il popolo è sempre bue, come diceva colui. Esatto, quindi non voglio assolutamente entrare in queste dinamiche, per fortuna. Mi basta il rompicapo della revisione dei trattati, che poi tratteremo bene anche questa, ecco, e della revisione del patto di stabilità. Basta e avanza, diciamo, Antonio, come problemi. Dobbiamo congedarci, lo faccio con 2 messaggi che arrivano dalla tua città, da Roma. Gianni scrive, alla fine, proprio deve essere sintetico però un tweet, il nostro paese ha portato a casa qualche risultato alla fine o i padroni Germania e Francia dispongono, il maggiordomo Italia esegue? Mentre Stefano è più tranchant, sempre da Roma. Rinaldi non prova imbarazzo nell'essere coinvolto in una buffonata sesquipedale come la disunione europea, trappola mortale per l'Italia? Esiste un'unica soluzione, lei la conosce, cioè uscirsene. Qui però apriremo tutto un altro capitolo, veramente 2 tweet perché siamo in scadenza, Antonio. Allora, il nostro amico, se mi dice come si fa adesso, va bene, ad uscire, io lo ringrazio, cioè che si mette in mezzo a una piazza a strillare. Allora, io sto facendo tutto quello che è possibile in questo momento poter fare realmente, cioè in questa situazione portare a casa un risultato. E vi dico sinceramente che negli ultimi anni, finalmente, siccome gli italiani ci vanno, perché questa volta ci vanno e prima non ci andavano, qualche cosa si porta a casa, e c'è la lista anche molto lunga.
Questo non avveniva, lo sappiamo benissimo. Negli anni passati, certo, noi stiamo pagando anche un prezzo degli anni passati dove noi non eravamo presenti. Siccome chi non è presente ha sempre torto, adesso invece ci siamo e ci facciamo sentire. Quindi sicuramente la musica è cambiata. Per quanto riguarda uscirne o non uscirne, se lui ha un sistema di fare come hanno fatto gli inglesi, lo dicesse senz'altro, a parlare su tutti buoni. Poi però la Stefan Exit. Esatto. Esatto. Lo diciamo con simpatia naturalmente all'amico Stefano che ci ascolta. Certo, ma è chiaro. Allora, Antonio. Speriamo, mi auguro solo una cosa, che un lavoro che è stato iniziato con questa legislatura continui anche in futuro, cioè mandare persone che vanno lì, che ci siano. Io ho la sensazione che servano più che mai le ultime ruote del carro. Tra l'altro un ascoltatore ti scrive: tutta la mia stima e i miei migliori auguri all'ultima ruota del carroccio, che saresti tu naturalmente. Grazie. Io ho la sensazione che di ultime ruote di questo tipo ne servano molte, perché questo 2024, nell'aprile 2024, cos'è che ci sarà da lì in avanti la traduzione in atto di una serie di cose, quindi più che mai siamo alla resa dei conti, più che mai servono persone che sono dentro le cose come Antonio Maria Rinaldi, ma lo dico veramente da cittadino. Tu con questa rubrica secondo me hai regalato qualcosa ai cittadini che ci hanno ascoltato, è stato in termini di piacere. utilità, non in termini diciamo di elogio, lo sto dicendo, in termini proprio di utilità pratica, concreta. Grazie, quindi te lo dico di tutto cuore e ti auguro buon Natale, Antonio. Un abbraccio. Ci risentiamo la prossima settimana se vuoi. Ma certo, ci risentiamo con piacere. Un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie. Un saluto a tutti, tra poco con voi Pierluigi Pellegrin. Non perdete quest'altra puntata di Oltre la pagina, siamo sempre sui temi dell'attualità più stretta. Avete ascoltato Filo Diretto. Sono le 10:32. Continua il caso di Chiara Ferragni, la famosissima influencer che nell'operazione Pandoro Balocco aveva guadagnato più di 1 milione di euro, mentre all'ospedale per i bambini ai quali doveva arrivare il contributo sono arrivati solo 50.000 euro, tra l'altro versati dalla solo Balocco prima dell'operazione. La Ferragni, che al contrario del grossolano compagno Fedez conosce i meccanismi della comunicazione, ha poi diffuso un video contrito con il quale chiede scusa per l'errore compiuto, stanzia in riparazione 1 milione di euro a favore dell'ospedale che era rimasto lasciato. La Ferragni però ha anche rivendicato di aver sempre fatto beneficenza in passato, ma a questo punto salta fuori un altro fatto che dimostra la strana idea che la Ferragni ha della beneficenza. Si tratta dell'analoga operazione delle uova di Pasqua di beni preziosi a favore dei bambini in difficoltà. Anche in quell'occasione le società della Ferragni hanno incassato 1.200.000 euro, mentre ai bambini ne sono andati solo 36.000. Stai ascoltando Radio Libertà, la